sistema di tracciamento del contagio, Apple e Google hanno aggiornato la tecnologia ai paesi che ne hanno fatto richiesta, fra cui l'Italia, un tassello essenziale per l'arrivo dell'app Immuni. Dopo l'impennata di ieri i contagi riprendono a calare, 665, solo un caso positivo ogni 100 tamponi, 161 i decessi, 65 in Lombardia, 8 regioni senza nuove vittime. Dopo i video su bar affollati in diverse regioni, l'appello di Conte ai giovani: non è ancora il tempo per la movida, attenti se no la curva dei contagi risale. Il Senato respinge le mozioni del centrodestra e di Emma Bonino contro il ministro Bonafede. Decisivo il voto di Italia Viva, il guardasigilli soddisfatto: nelle mie leggi lotta al malaffare senza compromessi, dice. Si è chiuso il collocamento per i piccoli risparmiatori dei BTP Italia, che serviranno a finanziare la crisi causata dal virus. Raccolta record da 14 miliardi per Gualtieri è un grande successo. Nel mondo 106.000 nuovi contagi, il numero più alto mai registrato dall'inizio della pandemia, 325.000 i morti. In Brasile, secondo uno studio indipendente, sarebbero 3 milioni i casi.